7 insegnanti, tutti negativi, 23 bambini negativi al tampone rapido, uno invece è risultato dubbio ed è stato eseguito il tampone classico nasofaringeo, il cui esito è previsto nelle prossime ore. Altri 2 alunni invece sono in attesa di conoscere il risultato perché hanno eseguito lo screening in una sede non dell'USL Euganea. Sono stati resi noti i risultati dei tamponi effettuati agli insegnanti e ai compagni di classe dell'alunno della scuola media Giotto di Padova, risultato positivo al coronavirus. Il primo caso di Covid nelle scuole in città è stato confermato dopo 3 giorni dal ritorno in classe dei ragazzi. Subito sono scattate le procedure previste dal protocollo messo a punto per fronteggiare l'emergenza sanitaria. I compagni di classe e gli insegnanti rimarranno comunque in isolamento fino al 27 di settembre. L'avviso è stato pubblicato nel sito internet della scuola con tutte le indicazioni per la quarantena fornite dalla responsabile dell'ufficio di prevenzione dell'USL Euganea. Tutto è cominciato il primo giorno di scuola. Al ritorno a casa l'alunno di terza media aveva la febbre alta e non stava bene. Il pediatra ha prescritto subito il tampone. L'esito è arrivato nel pomeriggio del 17 settembre, positivo. La dirigente scolastica della scuola media Giotto ha attivato il protocollo insieme all'USL. L'orario delle lezioni è stato ridotto e in alcuni casi sostituito dalla didattica a distanza.